morte della 37enne farmacista di Castelfranco, la procura apre un fascicolo di indagine per omicidio volontario, per ora senza indagati, autopsia nei primi giorni della prossima settimana. Torna l'incubo del Covid nelle case di riposo, ci sono 19 ospiti e 6 operatori positivi nella residenza per anziani di Cartigliano, in provincia di Vicenza. E cresce ancora nella Marca il numero di positivi legati al rientro dalle vacanze di stranieri nell'area balcanica. Sono 299 i positivi, soprattutto macedoni, e sale anche il numero di ricoverati. Gli operai dell'Electrolux occupano la mensa aziendale contro la decisione di lasciare fuori chi non ha il Green Pass. I vertici societari chiudono lo spazio dedicato ai pasti. Domani in Piazza Duomo a Padova nuova manifestazione dei No Green Pass, ma stavolta i commercianti del centro dicono basta, bloccano il lavoro dei negozi. Dopo l'ottimismo degli ultimi giorni, il dietrofront di Jesolo stop anche quest'anno all'Air Show. Tornerà nel 2022. Norme e restrizioni, spiega il Comune, impediscono lo svolgimento della manifestazione. Contro esodo, traffico da bollino nero nell'ultimo fine settimana di agosto sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete. Secondo le previsioni, tra domani e domenica è previsto il transito di quasi 300.000 veicoli. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano il giallo di Castelfranco, aperta un'inchiesta per omicidio volontario, un fascicolo per ora senza indagati per chiarire le cause della morte della farmacista trovata senza vita 2 notti fa. Resta avvolta dal mistero la morte di Serena Fasan, la farmacista 37enne di Castelfranco, trovata senza vita mercoledì sera. Molti gli interrogativi che restano aperti, cui le indagini e l'autopsia dovranno dare risposta. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio volontario. Per ora non ci sono indagati, si tratterebbe di un atto dovuto per permettere gli accertamenti sul caso. Alla morte della giovane è seguita quella dello zio Simone Fasan, 55 anni, che si è tolto la vita gettandosi da un ponte. 2 lutti che hanno colpito la famiglia in poche ore, che però pare non siano collegati. Contorni di giallo non nel ravviso, le forze dell'ordine con la prudenza del caso ci dicono che ad oggi non ci sono elementi che possano ricondurre a figure terze la morte di Serena, e è verosimile che lo zio abbia avuto uno shock, chiamiamolo così, che poi ha portato al suo decesso. La giovane professionista, mamma di un bimbo di 2 anni, è stata trovata in casa dal compagno Matteo Piva, riversa nel corridoio del suo appartamento di via Ponchini. Secondo i primi rilievi non ci sarebbero segni riconducibili a circostanze violente né sul corpo né in casa, ma a far luce sulle cause della morte sarà l'autopsia affidata oggi al medico legale Alberto Furlanetto, esito che servirà anche a chiarire la natura dei lievi segni sul collo, verosimilmente attribuibili al disperato tentativo di rianimarla. Meno probabile invece la pista dell'aggressione, fa sapere Furlanetto, che lascia aperte tutte le ipotesi, non esclude l'attacco epilettico o altre cause naturali. A chiarirlo sarà la procedura che, secondo quanto si è appreso, si svolgerà nei primi giorni della prossima settimana. Intanto gli eventi hanno gettato la comunità nello sgomento per la perdita di una giovane ben voluta e molto conosciuta, lavorava nella farmacia del centro commerciale. Questa cosa fa male, fa dolore, crea dolore a Castelfranco e ai propri cittadini. Cercheremo di essere vicini alle famiglie per ciò che è nelle nostre possibilità, rispettando innanzitutto in questo momento il dolore che stanno patendo. E sono ore di angoscia per le sorti di Federico Lugato, 39 anni, mestrino di origini ma residente a Milano da qualche tempo, del quale non si hanno notizie da ieri pomeriggio. Partito di mattina per percorrere il sentiero che da Pralongo di Forno di Zoldo conduce alla baita Angelini nel gruppo del San Sebastiano. L'uomo non ha più fatto ritorno e la moglie ha lanciato l'allarme. I soccorritori l'hanno cercato per tutto il pomeriggio di ieri senza successo. Questa mattina le operazioni sono riprese anche con l'ausilio
di droni, l'area delle ricerche è stata circoscritta risalendo alla cella telefonica agganciata dal cellulare del 39enne che però suona a tratti e inutilmente libero. Federico Lugato al momento della scomparsa indossava un paio di pantaloni corti grigio-verdi, una felpa blu e una t-shirt. Chiunque lo avesse incontrato è pregato di rivolgersi ai carabinieri. Nelle operazioni di ricerca sono impegnati Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e il SAC di Cortina e Auronzo con le unità cinofile. Ieri in serata è stato recuperato il corpo senza vita di un alpinista milanese di 48 anni precipitato sul Lagazzuoi poco dopo le 17. La centrale del SUEM era stata allertata da una scalatrice il cui fratello, al quale era legata in cordata, era volato per diversi metri mentre stavano scalando la via del buco sul Lagazzuoi. Dalle prime informazioni, durante la scalata fratello e sorella erano usciti fuori dal tracciato e l'uomo, accortosi dello sbaglio, si stava facendo calare dalla sorella quando all'improvviso è precipitato finendo su un piccolo terrazzino erboso una cinquantina di metri più in basso. I soccorritori si sono calati per il recupero dell'alpinista morto e della sorella affidata alle cure dei sanitari. Alle operazioni hanno preso parte anche gli uomini del Soccorso Alpino di Cortina, della Finanza e dei Carabinieri. E si è svolta ieri sera l'autopsia sul corpo del piccolo Giacomo, il bimbo di Portoviro morto dopo essere stato visitato in 3 ospedali. Una sospetta malformazione al cuore, mai scoperta prima della tragedia avvenuta lunedì mattina dopo le visite in 3 ospedali. Giacomo Lionello, il bimbo di 5 anni di Portoviro, morto in pediatria a Padova dopo essere stato visitato negli ospedali di Adria e Chioggia, avrebbe avuto una malformazione cardiaca. Questo quanto emerso dall'autopsia ordinata dal pubblico ministero padovano Marco Peraro e svoltasi giovedì sera. Tuttavia sono necessari altri accertamenti medici e così il cuore del piccolo verrà esaminato su mandato della procura anche dalla direttrice della patologia cardiovascolare, che dovrà capire se la malformazione di cui era affetto Giacomo poteva essere mortale. Il bimbo si era sentito male tra sabato e domenica, vomito e mal di pancia. I genitori lo hanno portato prima ad Adria e dopo le dimissioni, visto che stava ancora male, erano corsi in ospedale a Chioggia, dove il piccolo ha avuto i primi arresti cardiaci. I medici hanno così deciso il trasferimento a Padova, centro di eccellenza, ma il bimbo è arrivato in gravi condizioni ed è deceduto dopo poche ore. Il presidente della regione Luca Zaia nei giorni scorsi ha inviato gli ispettori nei 3 ospedali veneti. È stata disposta anche l'acquisizione delle cartelle cliniche. L'avvocato della famiglia del piccolo, Luigino Maria Martellato, ha fatto sapere che i genitori hanno dato il via libera all'espianto degli organi di Giacomo. Il Covid ora torna all'incubo dei contagi in casa di riposo. A Cartigliano 26 positivi tra ospiti e operatori. Torna l'incubo del Covid nelle case di riposo. Ci sono 19 ospiti e 6 operatori positivi nella residenza per anziani di Cartigliano. Lo conferma l'ULSS 7, che nella giornata di giovedì aveva ricevuto dal referente per l'emergenza coronavirus della casa di riposo una segnalazione riguardante la positività al tampone rapido di 3ª generazione di 7 ospiti e altrettanti operatori. Vista la situazione è stato eseguito uno screening su tutti gli ospiti e sull'intera forza lavoro tramite tampone molecolare, dal quale è emersa la realtà. 19 anziani su 69 hanno il Covid, come pure 6 operatori. Questi ultimi risultano essere tutti vaccinati, mentre fra gli ospiti positivi 3 non sono vaccinati. Il SISP dell'azienda sanitaria pedemontana ha già effettuato 2 sopralluoghi per verificare la gestione delle misure per l'isolamento dei positivi e per il contenimento del contagio. Sono stati fatti anche prelievi di sangue per definire al meglio il quadro immunologico complessivo delle persone coinvolte nel focolaio. Dall'ULSS 7 fanno sapere che il Dipartimento di Prevenzione sta monitorando la situazione e l'azienda rinnova l'invito alla vaccinazione per tutte le fasce della popolazione coinvolte nella campagna vaccinale regionale. Le condizioni dei soggetti positivi risultano al momento buone. Tutti gli operatori sono asintomatici, mentre tra gli ospiti solo alcuni hanno la febbre. E cresce ancora il numero di positivi legati al rientro dalle vacanze di stranieri dell'area balcanica. Nella Marca Trevigiana sono 299 i positivi, soprattutto macedoni, e sale anche il numero dei ricoverati.
Focolaio Covid tra i cittadini di rientro dalle ferie dall'area balcanica, sale a 299 il numero di positivi e si aggrava anche il bilancio dei ricoverati. In 50 sono finiti all'ospedale a causa dell'infezione provocata dal coronavirus, 4 in più di ieri, e altri 2, un 60enne ed un 79enne, sono in terapia intensiva. Poco meno della metà dei ricoverati è sotto i 30 anni. Stabile il numero dei macedoni contagiati, 135, mentre sale notevolmente quello di altre nazionalità sempre dell'area balcanica, 67 del Kosovo, 50 albanesi, 29 rumeni, 18 moldavi. Tra gli stranieri oggi si registrano anche 13 persone provenienti dal Marocco. Complessivamente il 40% degli attualmente positivi nella Marca è rientrato da un paese straniero, la stragrande maggioranza dall'area balcanica, e la maggior parte, oltre a non essere vaccinata, non ha rispettato le norme previste per i rientri da questi paesi, cioè la quarantena con tampone alla fine. L'azienda sanitaria sta valutando in queste ore la segnalazione alle autorità competenti per le sanzioni amministrative. Il maxi focolaio ha fatto salire ovviamente anche la percentuale delle positività nella Marca, che ora è complessivamente a 90 casi ogni 100.000 abitanti, con numeri ben più alti nei comuni dell'Asolano. Doveva stare chiuso in casa perché positivo al Covid e invece se ne andava in giro per la città, denunciato per epidemia colposa dalla polizia un 19enne padovano. Il ragazzo è stato beccato dalla volante della questura durante un controllo in via Avanzo all'Arcella. Il ragazzo risultava inserito nella lista Covid causa positività al virus, con conseguente obbligo di isolamento fiduciario. I poliziotti hanno riportato il giovane a casa, dove dovrà terminare la quarantena. Rimanda la vaccinazione, si ammala di Covid. La storia di Tana Paggiaro, 48enne dell'Alta Padovana, che dopo la rianimazione lancia un appello a vaccinarsi. Senza polemizzare, senza far polemiche, secondo me con l'esperienza che ho vissuto posso dire che, e da come si sente anche alla televisione, si muore da Covid, non si muore da vaccino. Le parole di chi ha vissuto il Covid sulla propria pelle: 15 giorni di rianimazione per Tania Paggiaro, 48enne di Campo San Piero, che si è ammalata i primi di agosto. A luglio aveva rimandato di un mese per motivi personali la prima dose di vaccino, ma non aveva fatto i conti con il virus che ha colpito lei e i suoi 3 figli. Il marito, invece, che si era vaccinato a maggio, non è stato contagiato. Per Tania è stata un'escalation: prima la febbre, poi il respiro che mancava, fino al ricovero d'urgenza in terapia intensiva all'ospedale di Cittadella, dove è stata sedata. E non hai la consapevolezza che sia giorno o notte, sera, non riesci a capire, quindi ti fai sempre domande agli infermieri: che ore sono, cosa. E posso solo lanciare un messaggio, volevo mandare un appello, ecco, e dire che ringraziare tutti i medici e gli infermieri che lavorano alla rianimazione intensiva a Cittadella, perché lavorano con passione. La storia di Tania dimostra che rimandare la vaccinazione può cambiare la vita, ha detto il dottor Guido De Gregorio, che guida la terapia intensiva di Cittadella. Una volta uscita dall'incubo del Covid e dimessa dall'ospedale, Tania ha voluto raccontare la sua esperienza e lanciare un appello a favore della vaccinazione. L'esperienza che ho avuto mi ha fatto capire che comunque il vaccino è importante, ecco, importante farlo, ecco. Ma poi io non voglio giudicare chi non decide di farlo, chi decide di farlo, ognuno ha la propria coscienza, ecco. Lavoratori senza pranzo. Oggi all'Electrolux di Susegana è la reazione dell'azienda all'occupazione da parte di tutti i lavoratori con e senza Green Pass della Mensa. Noi oggi abbiamo deciso unitariamente, quindi RSU Finfiawin, di far entrare tutti i lavoratori, anche quelli che non erano in possesso del Green Pass, nella mensa. La protesta di oggi ha portato alla chiusura immediata della mensa da parte di Sodexo e dell'azienda, e quindi tutti i lavoratori hanno
praticamente non hanno mangiato oggi. Momenti di tensione oggi in mensa all'Electrolux, con 600 lavoratori che alla fine sono rimasti senza pranzo e altri 600 che sanno già non verrà distribuito nel turno serale. Il blocco è avvenuto quando il primo operaio senza Green Pass si è presentato alla distribuzione, che ha subito ordinato di ritirare le pietanze appena preparate, scaldando immediatamente gli animi. A quel punto è stato chiesto l'arrivo in mensa della responsabile del personale dello stabilimento di Susegana, che ha ribadito la posizione dell'azienda nonostante i tentativi di mediazione dei sindacati. All'inizio avevamo detto proviamo a mettere dei tavoli per cui le persone un po' più alti degli altri, in cui le persone stanno in piedi. L'azienda ha risposto di no. Abbiamo chiesto una struttura da mettere all'esterno, ha detto assolutamente no. Addirittura siamo arrivati a proporre noi di fornire la struttura. Anche qua sull'azienda ha posto tutta la resistenza e ha detto di no. E questo sottolineano i lavoratori mostrando queste foto in una mensa dove vengono rigidamente rispettati distanziamenti e barriere. Il tutto mentre quotidianamente si vive una contraddizione lungo le linee di produzione. E le persone con cui si va a mangiare, e che sembra che adesso non sia più possibile, sono le stesse persone che noi abbiamo in fianco quando lavoriamo. Lavoriamo 8 ore in fianco a una persona e poi quando siamo in mensa uno può entrare e uno deve stare fuori. Chiara la posizione dei sindacati sulla vaccinazione. Noi non abbiamo un problema col vaccino o col Green Pass, noi abbiamo una posizione molto chiara che i lavoratori dovrebbero vaccinarsi, ma sono scelte dei lavoratori e non possiamo essere noi a discutere. Si profila dunque sempre più un muro contro muro tra aziende e lavoratori scesi in sciopero ad ogni fine turno. La protesta continua anche questa sera, abbiamo avvisato anche i lavoratori del turno di sera e faremo uscire 1:45, uscendo alle 8:15 i lavoratori del turno di sera. Domani in Piazza Duomo a Padova alle 18 nuova manifestazione dei No Green Pass, ma stavolta i commercianti del centro storico dicono basta e chiedono che vengano effettuate altrove, bloccano lo shopping, dicono, e il lavoro dei negozi. 6 sabati pomeriggio consecutivi di manifestazioni in centro storico. I commercianti dicono basta. Gli eventi hanno comportato, in alcuni casi, la chiusura totale al traffico del centro, ma soprattutto l'allontanamento delle persone dallo shopping. Fatto salvo il diritto costituzionalmente garantito di manifestare, quindi di esprimere le proprie idee, le proprie opinioni, vi è anche un diritto costituzionalmente garantito al lavoro, quindi chi vuole manifestare lo deve fare in zone meno impattanti e qui ci appelliamo alle istituzioni, quindi al questore e al prefetto, affinché ovviamente vengano autorizzati questi cortei non sicuramente nel cuore pulsante della città. È da sabato 10 luglio pomeriggio che le piazze e parte dell'Iston sono interessate dalle manifestazioni. Per i commercianti è inaccettabile, vanno spostate altrove. Che ne so, in zone quali la circonvallazione, la zona industriale, zone anche a ridosso ovviamente delle mura cinquecentesche, ma che non creino i disagi che abbiamo visto nei sabati passati. In questo momento c'è assoluto bisogno di lavorare e soprattutto di avere flussi di persone che, se ovviamente si trovano il centro storico blindato, optano per recarsi in altri siti e ovviamente questo va a tutto vantaggio dei centri commerciali. Ed ora il dramma dei profughi afghani. La consigliera regionale Elena Ostanelli è al lavoro con 2 assessori del comune di Padova per salvare dai talebani una studentessa e 10 famiglie. Sono stati giorni difficili perché li abbiamo portate verso l'aeroporto e da lì il console Claudi li ha portati dentro l'aeroporto e proprio oggi Faiza, la studentessa, è arrivata a Roma, quindi l'aggiornamento è che è arrivata a Roma, farà la quarantena e poi arriverà a Padova. La consigliera regionale Elena Ostanelli sta lavorando da giorni insieme alle assessore padovane Marta Nalina e Francesca Benciolini per far arrivare in città alcuni cittadini afghani in fuga da Kabul. Sono stati segnalati 10 nuclei familiari e siamo riusciti appunto a portarne in salvo quasi 2, nel senso che mancano ancora 2 familiari di Faiza
che erano quelli che ieri dovevano essere in aeroporto e per fortuna non c'erano, quindi stiamo continuando a seguire famiglia per capire nei prossimi giorni cosa fare. Il duplice attentato all'aeroporto di Kabul sta rallentando le operazioni di messa in sicurezza dei civili che scappano dai talebani. Le famiglie seguite dalla consigliera Ostanel vogliono raggiungere Padova per ricongiungersi con i propri familiari che vivono qui da anni. Noi abbiamo segnalato al Ministero della Difesa, come da procedura, delle famiglie che avevano già dei familiari qui e che quindi vogliono ricongiungere, quindi sono dei casi appunto di ricongiungimento familiare a causa di questa crisi umanitaria. In queste ore invece stanno arrivando in città dopo aver concluso la quarantena preventiva i profughi afghani che verranno ospitati nell'ambito del programma di accoglienza gestito dalla prefettura. Dai cittadini padovani sono arrivate al comune molte offerte di ospitalità. Tante sono le persone singole, famiglie che ci stanno chiamando, dando disponibilità anche molto diverse di tempo, di luoghi, di possibilità di accoglienza. In questo momento noi stiamo raccogliendole e dovremo fare questa valutazione con la prefettura. Credo che sia un dato molto interessante che ci dice che abbiamo un territorio molto accogliente, molto disponibile. La cronaca da Padova, ancora le aggressioni tra nordafricani all'Arcella. Il prefetto e le forze dell'ordine hanno affrontato la questione durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le due aggressioni avvenute a 48 ore di distanza all'Arcella sono due episodi non collegati tra loro ma sempre legati al mondo dello spaccio e al regolamento di conti tra nordafricani. Le forze dell'ordine e il prefetto di Padova hanno discusso dei fatti avvenuti nel quartiere più popoloso della città durante la riunione settimanale del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Voglio comunque sempre tranquillizzare che la Polizia di Stato, le forze dell'ordine comunque sono sempre presenti all'Arcella. Quei due episodi di accoltellamento da parte di alcuni stranieri sono episodi scollegati tra di loro e sono a sé stanti, poteva accadere in ogni zona della città, per cui insomma vorrei tranquillizzare i cittadini dell'Arcella e loro sanno che noi ci siamo. Le forze dell'ordine sono impegnate quotidianamente nella lotta allo spaccio. L'ultimo arresto è avvenuto vicino al cavalcavia Borgomagno, proprio all'Arcella, dove i poliziotti delle volanti hanno bloccato un autopusher tunisino di 36 anni sorpreso a spacciare hashish e cocaina. Continuano comunque sempre i controlli, gli arresti, non c'è giorno in cui noi non procediamo ad arrestare gli spacciatori, non c'è giorno in cui non accompagniamo qualcuno di questi al centro di permanenza per la successiva espulsione dal territorio dello Stato. Ecco, noi siamo molto impegnati sul fronte dello spaccio. A Venezia ora sindacati e opposizioni sul piede di guerra contro ACTV e Comune dopo l'ennesima aggressione avvenuta a bordo di un vaporetto a danni di 2 dipendenti. Il Comune sta facendo pochissimo, quasi nulla, nel senso che abbiamo un tempi di risposta che sono enormi e non si capisce dove si voglia andare. Comune e azienda di trasporto pubblico locale sotto attacco dopo l'aggressione di mercoledì sera sulla linea 1 all'altezza della fermata Salute. Mentre il gruppo AVM rassicura la cittadinanza sullo stato di salute dell'equipaggio, i sindacati chiedono l'intervento del prefetto Zappalorto. In carenza di idonee e adeguate risposte scrivono inviando comunicazione anche al Ministero delle Infrastrutture e alla Commissione di Garanzia, applicheremo quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza, a fronte di questa ulteriore aggressione per cui la sola solidarietà non è più sufficiente. Da mesi denunciamo la situazione di esasperazione continuano che sfocia in preoccupanti disservizi. Questo mentre l'opposizione in Consiglio Comunale annuncia una manifestazione al Lido di Venezia il 4 settembre, nel pieno della mostra del cinema, puntando il dito contro i disservizi e la gestione, oltre a un'assemblea pubblica che si terrà venerdì alle 18:30 al Conservatorio Benedetto Marcello. Partecipiamo tutti, scrivono, per denunciare l'inadeguatezza della dirigenza ACTV e della Giunta, che è la prima responsabile delle scelte che hanno portato il caos del trasporto pubblico in città. Noi facciamo innanzitutto una richiesta di rivedere il trasporto pubblico veneziano, potenziarlo per dare risposte alle esigenze del servizio. Oggi in larga parte della città il servizio è molto insufficiente e non tiene conto solo parzialmente della ripresa del turismo. Quindi abbiamo visto situazioni veramente drammatiche, soprattutto nelle isole.
Anche quest'anno niente Jesolo Air Show, il tradizionale spettacolo aereo delle frecce tricolori sul litorale, in programma sabato 11 settembre. Le norme e le restrizioni esistenti, spiega il Comune, impediscono lo svolgimento della manifestazione. Le disposizioni in vigore richiederebbero il contingentamento di oltre 4 chilometri di arenile tra il quinto accesso al mare di Via Dalmazia fino a Piazza Marina, che nei piani di sicurezza è considerata area della manifestazione. Ciò significherebbe il presidio degli accessi su quest'area, la creazione di appositi varchi per ingresso del pubblico con previsione di posti a sedere preassegnati, la necessità di evitare il superamento della capienza massima di persone che possono assistere allo spettacolo aereo e l'obbligo di verifica delle certificazioni verdi. Dopo un'attenta valutazione e riscontrata l'impossibilità di applicare le misure necessarie su un'area così vasta, dunque si è deciso di annullare l'evento. L'amministrazione conferma l'intenzione di realizzarlo nel 2022. E quello che sta per arrivare sarà un fine settimana da bollino nero per il traffico sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete. Un weekend caratterizzato prevalentemente dal controesodo, il secondo di questa stagione estiva. Secondo le previsioni della concessionaria, calcolate in base all'andamento del traffico delle scorse settimane, tra domani e domenica è previsto il transito di quasi 300.000 veicoli. Di questi, spiega Autovie in una nota, più di 40.000 faranno ingresso alla barriera di Trieste-Lisert di rientro dalla Slovenia e dalla Croazia e 25.000 al casello di Latisana di ritorno dalle località balneari di Lignano e Bibione. In molti transiteranno sulla A23 da Udine Sud al nodo di Palmanova, chi proveniente dalla montagna, chi dall'Austria o dai paesi del centro ed est Europa, prevalentemente lavoratori diretti nel nord Italia. Successo di pubblico al Teatro Comunale per la rassegna Il cielo sopra Belluno, organizzata da Fondazione Teatri delle Dolomiti, che si è chiusa con il debutto nazionale del teatro comico di Carlo Goldoni. Questa mia bella Venezia sarebbe il paradiso della ragione. 3 spettacoli tra luglio e agosto, il teatro che esce dopo un lungo silenzio e abbraccia il pubblico bellunese. È stato un successo per Il cielo sopra Belluno, la rassegna estiva che TIB Teatro ha portato sul palco del Comunale nel rispetto delle norme anti-Covid. Col cielo sopra Belluno abbiamo inteso proprio riportare il pubblico a teatro dopo la pandemia, con il distanziamento, con tutte le difficoltà del caso. Gli appuntamenti sono stati tutti e 3 molto seguiti e molto apprezzati per la qualità delle proposte. Il teatro comico di Goldoni, che vede TIB protagonista come coproduttore, ha chiuso la rassegna che ha portato a Belluno il racconto del cantautore poeta Piero Ciampi e lo struggente Antro Polaroid, strepitoso monologo di Tindaro Granata. Grazie alla commedia rappresentata in anteprima nazionale di Goldoni si è riflettuto sulla contemporaneità e fra gli attori scelti da Eugenio Allegri per affiancare Giulio Scarpati, 3 sono cresciuti grazie a TIB, grazie a Capraro, Vassili Mangeras e Solimano Pontarollo. Questa rassegna, così come questo spettacolo, è stata una risposta che abbiamo voluto dare con una riflessione sul lavoro, cioè il teatro, e ce lo dice Goldoni già nel teatro comico, è un lavoro che ha bisogno di studio, di osservazione della realtà, che ha bisogno di condivisione, che ha bisogno di una comunità che si raccoglie. Calato il sipario, ora si guarda avanti. Ci auguriamo di poter riprendere la nostra storica stagione dedicata ai giovani, ai più giovani, ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie, a comincio dai 3, perché il pubblico del teatro lo si nutre e lo si forma fin dai primissimi anni di vita. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Buon proseguimento con i programmi di Antena 3. Bentrovati al meteo. Una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà una fase instabile e più fresca. Questi ultimi giorni di agosto saranno segnati da una lieve variabilità. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto la grafica di sabato 28 agosto evidenzia ampi spazi di sereno alternati ad annuvolamenti. Al pomeriggio aumenterà la probabilità di piovaschi e rovesci o locali temporali in montagna. Precipitazioni in pianura invece assenti, anche se non sarà da escludere anche qui qualche locale fenomeno. Temperature in calo, minime tra 11 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra i 20 e i 25 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, qualche acquazzone nelle ore pomeridiane sui rilievi, altrove invece sarà più asciutto e soleggiato. Temperature minime tra 11 e 17 gradi, massime sui 24-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà buono al mattino, a seguire sarà possibile qualche temporale a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 12 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.